Oggi Javier Zanetti arriva a 634 presenze nell'Inter, come Giacinto Facchetti, ancora lontano Beppe Bergomi a 758. Non è mai un caso se diventi un esempio. Per arrivare a giocare così tanto, per così tanto tempo, sempre con lo stesso rendimento, devi essere un grande professionista, un uomo serio, onesto, con i valori della vita ben presenti in testa. Sono dell'Inter questi tre, ma lo stesso vale per Maldini, Baresi, Boniperti, Del Piero, Totti, Antonioni. Nessuno può mai dire una parola su quello che hanno rappresentato, sulla loro forza, su quello in cui credono. Il nostro calcio deve ricominciare da uomini così. Uno di loro è seduto accanto a me, è mio amico e io ne vado orgoglioso. Dal Giuseppe Meazza in San Siro, Inter-Fiorentina. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Vediamo insieme le formazioni delle due squadre. Non ci sono grandi novità né nell'Inter né nella Fiorentina. La Fiorentina gioca dunque con la formazione di fatto annunciata. Non c'è Dainelli che è squalificato, gioca Vargas che è confermato in posizione di terzino, ne ha parlato bene Prandelli in settimana. Melo va in una posizione che in partenza da trequartista, Prandelli ha detto non è un trequartista, è il primo che andrà a fare la pressione sul portatore di palla, e cioè su Cambiasso. Abbiamo poi invece l'Inter, qui le scelte sono state fatte con Chiu che ha provato in settimana, ha recuperato dal problema muscolare agli adduttori, è in campo al fianco di Samuel che già aveva recuperato per la partita di Manchester. È stato scelto Balotelli come punta al fianco di Ibrahimovic, ma questa ormai non è una novità. Di fatto si può dire che ormai Mourinho vada verso un 11 titolare, che è proprio questo. Vieira per scelta tecnica non gioca questa partita. Francamente nel primo tempo di Manchester è sembrato abbastanza lontano dalla migliore condizione possibile, aveva recuperato appena in tempo. Stankovic dunque prende il suo posto alle spalle dei due attaccanti. Tra poco dunque sarà Inter-Fiorentina, squadra in campo e Supersport. Bentornati in diretta da Giuseppe Meazza in San Siro, arbitra Orsato, gli sta dando grande fiducia. Collina praticamente arbitra ininterrottamente da un mese, è la prima partita importante che gli viene assegnata. Andiamo a sentire però da Stefano De Grandis com'è la lettura dell'Inter in questa sfida che segue la grande delusione di Manchester. Stefano De Grandis. Ma sicuramente ovviamente c'è concentrazione, perché adesso bisogna appunto puntare sul campionato. Devo dire che visto che e quindi diciamo facce assolutamente concentrate, riscaldamento fatto con molta attenzione. Visto che hai parlato di numeri, vorrei aggiungere che oggi fa 200 Cambiasso, e che proprio perché a proposito di numeri siamo a cavallo del centenario, per la seconda volta consecutiva l'Inter gioca con la maglia bianco scudata, diciamo con la croce rossa in mezzo, proprio per celebrare appunto questo centenario. Torna a San Siro Gilardino, uno stadio che gli ha creato qualche problema nell'ultimo anno con il Milan. Pensate che Gilardino non segna qui dall'aprile 2007, in mezzo c'è stata una stagione con il Milan. Andiamo a sentire Anna Billò da Portocampo. Anna. Sì, perché in Milan-Fiorentina Gilardino non ha certo avuto anche la sua migliore prestazione, quindi è piuttosto teso, continua a guardarsi attorno. Invece chi sembra particolarmente carico è Kuzmanovic, è stato il primo a entrare per fare il riscaldamento, l'ultimo ad uscire, è entrato applaudendo tutto lo stadio e continuando a guardarsi intorno. Anche Cesare Prandelli ha salutato i tifosi prima di sedersi in panchina. Kuzmanovic che ha questa caratteristica di parlare ogni tanto in tedesco con Montolivo la mamma tedesca. I due soprattutto su calcio di punizione, quando decidono che schema applicare, spesso lo fanno in tedesco perché così gli altri non lo capiscono. Beppe, come si reagisce a una partita che è andata come è andata, anche se non è stata giocata male dall'Inter, come quella di Manchester? Sicuramente con grande carattere, e l'ha dimostrato anche ieri sera la Juventus. Dopo un primo tempo non giocato benissimo, poi ha reagito molto bene. L'Inter è fatta da grandissimi giocatori che l'hanno dimostrato in questi ultimi 2 o 3 anni, dove hanno vinto veramente tante cose, e quindi da questo punto di vista devono tirare fuori la personalità e il carattere che hanno tutti quanti. E ci si attende molto anche da Zlatan Ibrahimovic, che per dirla tutta insomma in Champions ancora una volta non è stato decisivo. Questo è un limite per adesso di Ibrahimovic, che invece è un giocatore straordinario che in Italia abbiamo imparato ad apprezzare proprio per quanto riesca ad essere decisivo in tutte le partite. Balotelli di testa, la gira per Maicon, attende il pallone proprio capitano Zanetti. Maicon invece fa girare per Cambiasso, ancora per Zanetti. Maicon in profondità per Ibrahimovic, posizione di fuorigioco, è rientrato in ritardo dalla linea, secondo guardalinee. C'è calcio di punizione dunque per l'Inter.
L'Inter secondo me, Fabio, sta schierando questa sera la miglior formazione possibile, perché recuperando il centrale di difesa Chivu insieme a Samuel penso che sia la scelta che Mourinho gradisce, avere questo tipo di coppia centrale. E poi davanti, insomma, secondo me Balotelli ha conquistato veramente il posto a sfavore di Adriano per le prestazioni ultime fatte sicuramente molto bene. E pare che Mourinho non abbia visto benissimo Adriano negli ultimi allenamenti, poi in particolare. Kroldrup cerca di dare pallone in profondità per Melo. Riesce Melo in un grande palleggio, poi di forza prova a tenere il pallone con l'aiuto di Montolivo, arriva Maicon, allontana Montari, cerca l'esterno per Ibrahimovic, in controtempo, allora prova a partire Comotto, allunga Comotto a destra, contrato da Montari che commette fallo, calcio di punizione per la Fiorentina. Se si è fatto male anche Kuzmanovic oggi, si è tolto la scarpa in un contrasto proprio con il suo compagno Comotto, qui Montari non va a prendere la palla, rischia subito qualcosa in questo intervento. Anna Bilò da Protocampo. Anna. Ti posso dire che il campo è molto scivoloso, è caduto prima Balotelli, poi Melo, poi Vargas e Melo di nuovo, e quindi si è arrabbiato molto col terreno, scivoloso. Montolivo dentro, ha cercato Gilardino di fare la sponda senza successo, per parte Balotelli, il recupero di Vargas su di lui, gli porta via il pallone in maniera pulita. All'indietro Juan Vargas, Gamberini, Comotto, Kuzmanovic. Il pallone era per Felipe Melo, si era allargato a destra per trovare palla giocabile, non è riuscito però a intercettare un pallone abbastanza forte, la rimessa laterale e dunque per l'Inter. Eccolo qui Cesare Prandelli. Vargas ha chiuso bene sul tentativo di percussione di Balotelli. Montolivo cerca la profondità, è buono l'inserimento di Mutu che però era fuori gioco. Calcio di punizione dunque per l'Inter. Adrian Mutu 9 minuti dopo il suo esordio in un derby di Coppa Italia con l'Inter fece gol. Fabio, tutte e due le squadre tendono a tenere la linea difensiva molto alta, abbiamo visto prima l'inserimento di Balotelli chiuso bene da Vargas, la linea della Fiorentina molto alta, e stessa cosa per quanto riguarda l'Inter, una Fiorentina che schiera Jorgensen come nel rombo di centrocampo, quello davanti alla difesa, quello che dovrebbe dare i flussi di gioco, i tempi alla squadra, con Felipe Melo più alto, lo vediamo vicino a Cambiasso. 10 partite e 2 gol di Mutu con la maglia dell'Inter. Colpo di testa di Chivu, Cambiasso, Santon, gli corre accanto Montari. Buono il lavoro del laterale dell'Inter, una delle più belle sorprese di questo campionato. Cambiasso, Zanetti, Maicon, scala in copertura Montolivo. Maicon cerca il traversone, prova a metterla forte e tesa, un po' alta però, ne segue Ibrahimovic, è seguito da Comotto. Ibrahimovic tiene il pallone in campo, Montari, scivolano tutti, Cambiasso, Montari, ricomincia Samuel, gli corre accanto Maicon. Le due linee della Fiorentina sono ben chiuse, con Melo che retrocede di fatto sulla linea di centrocampo, ecco Jorgensen che va a aggredire il trequartista dell'Inter, cioè Stankovic. Felipe Melo prova ad andare via, Zanetti, buono l'inizio di Melo per Mutu, si va a vedere a destra Comotto, Mutu lo segue con la coda dell'occhio, eccolo premiato sulla corsa, è pronto al traversone, Comotto dentro per Gilardino, buona trama offensiva della Fiorentina al quinto minuto, un po' lungo il pallone di Comotto, Gilardino aveva preso il tempo a tutti. Gilardino ha tentato di andare sul primo palo in anticipo sulla coppia centrale difensiva dell'Inter, sul secondo Felipe Melo in netto ritardo e Mutu non poteva esserci perché era andato a iniziare l'azione dall'altra parte. Prova ad andare via Balotelli, l'ultimo tocco è suo, la rimessa laterale per la Fiorentina, ancora Vargas, Kroldrup, Frey, è pronto il rinvio Sébastien Frey, anche lui un ex. L'Inter lo ha preso giovanissimo, fu lanciato da Castellini, è stato il primo portiere straniero a giocare nell'Inter. Sì, ha giocato con me, giocavo ancora io quando ha esordito Frey. Poi aveva ostacoli niente male, perché prima contese il posto a Pagliuca e poi dopo Peruzzi andò via di fatto per farlo giocare da titolare. Nella sua esperienza all'Inter anche un episodio veramente incredibile, lui era solito nella sua villa in Costa Azzurra tuffarsi dalla camera appena sveglio in piscina, il papà aveva pulito la piscina che era mezza vuota e si fece male alle vertebre. Balotelli fermato, calcio di punizione perché poi ha commesso fallo ai danni di Martin Jorgensen, un altro che ha una
buona tradizione a San Siro, in particolare contro l'Inter. Tra l'altro Jorgensen praticamente per 7 anni ogni anno si diceva che fosse a un passo dall'arrivare all'Inter. No, un giocatore sempre con grande intelligenza. Prandelli in questa sua esperienza alla Fiorentina l'ha fatto giocare un po' in tutti i ruoli, anche difensore basso, esterno destro, adesso in questo ruolo davanti alla difesa come vertice basso di questo centrocampo. Lui è un ragazzo molto intelligente, abbiamo visto subito farsi vedere con buona personalità, e infatti di non possesso palla è quello pronto ad andare ad attaccare Stankovic. Koldrup, Vargas, Koldrup, Montolivo, arriva la sovrapposizione di Vargas, il pallone per Gilardino che è fuori gioco, calcio di punizione per l'Inter. Gioca alta la linea dell'Inter, Ritmi non altissimi in questi primi minuti. Le due squadre sono sempre molto attente a fare densità nella propria metà campo, si ritirano quasi tutti dietro la linea della palla, fanno gioco i difensori da dietro. mette giù Montari accanto a Stankovic, si gira Stankovic e serve Javier Zanetti, arriva la pressione di Melo anche su Cambiasso. Samuel non si fida del destro, un paio di rimbalzi fasulli e allora Giulio Cesar va profondo. Balotelli prova a prolungare di testa, non era male l'idea, riesce però a servire Ibrahimovic, ancora freddo. Mutu a dar fastidio a Chivu, i due spesso sono usciti insieme quando erano in Romania. Stankovic 1 contro 1, Stankovic cerca la conclusione di destro e riesce a colpire molto pallone, nessun problema per Sebastian Ferrer. Ma come al solito sempre bravo l'Inter, soprattutto Ibrahimovic, a fare questo movimento incontro per poi buttare dentro i centrocampisti, soprattutto quasi sempre bravo ad aggredire lo spazio è Stankovic e non riesce a calciare molto bene. Colpo di testa di Chivu, poi quello di Cambiasso. Santon, Montari, Santon cerca la profondità per Ibrahimovic, arriva la copertura di Koldrup, insiste Koldrup cercando di non far girare Ibrahimovic ma commette fallo, c'è calcio di punizione per l'Inter. Si è aspettato Orsato prima di fischiare fallo, Ibrahimovic ha sbagliato il tocco esterno dovuto anche alla pressione da dietro di Koldrup, allora a quel punto è ritornato indietro e ha dato la punizione all'Inter. Stankovic, Ibrahimovic, Maicon, pallone ancora per Ibrahimovic, di tacco Ibrahimovic, pensava ci fosse Stankovic alle sue spalle, invece era andato più centrale Dejan Stankovic. Montolivo è tornato sul pallone Maicon, all'indietro per Santon. Sì, deve fare una partita di sacrificio secondo me oggi Montolivo, perché deve scalare sull'esterno, questa parte Maicon è sempre puntuale nei suoi inserimenti. Balotelli la mette giù, 1 contro 1 su Gamberini, ha commesso fallo Gamberini secondo il direttore di gara, calcio di punizione e poi va anche a riprendere Orsato Gamberini per le proteste, e qui vediamo solo il tronco inferiore, qui non si vedono le mani di Gamberini, si è trattenuto e tirato Balotelli. esatto. Calcio di punizione per palla verso l'area di rigore, ha messo fuori Koldrup, poi in profondità sfrutta uno scivolone Gilardino che prova ad andare, è scivolato Chivu, Gilardino con dentro Mutu che arriva, Giulio Cesar con i piedi, colossale palla gol per Adrian Mutu. Non se l'è sentita di tirare di prima intenzione, l'ha controllata, ha sentito la pressione dietro dei giocatori dell'Inter che arrivavano, però insomma far gol a Giulio Cesar diventa sempre più difficile, molto bravo con i piedi a bloccare il pallone. Tutto partito da uno scivolone di uno dei due uomini che erano a preservare la propria metà campo in seguito al calcio d'angolo battuto dall'Inter. Quello che dico io, fanno riscaldamento i ragazzi, no? Tutte e due le squadre sul campo, ti devi rendere conto dell'estato del terreno, perché scivolare non è sicuramente un attenuante, Fabio, ma è un aggravante. Mutu controlla, cerca il destro, Giulio Cesar para di fatto, un rigore in movimento. Sì, l'unica cosa qui Giulio Cesar è andato secondo me a terra un attimo prima e non ha avuto la freddezza Mutu di alzare quella palla. Palla gol comunque enorme per la Fiorentina. È pronto a battere il calcio di punizione ancora Balotelli. Dentro ci sono Ibrahimovic, Samuel che adesso sale, lo prende Gamberini, attenzione ai blocchi di Cambiasso per liberare Samuel, è arrivato il blocco, arriva anche Zlatan Ibrahimovic, 1-0. È andata con la gamba molto alta, sicuramente l'hanno valutato
portiere e poi la palla gli è rimasta lì e di testa l'ha messa dentro. C'è Jorgensen che sta protestando per la gamba tesa. Mi sembra che la gamba di Gamberini tenga tutti in gioco e poi non è valutato gioco pericoloso quello di Ibrahimovic. Era molto lontano da tre. E poi sul rimpallo è anche sfortunata la Fiorentina. Rivediamo. Eccolo qui, il colpo di testa di Ibrahimovic. La gamba era alta ma era molto lontano. Era lontano, sì. Vediamo che poi è sfortunato perché riesce a colpire la palla con i pugni, ma va a sbattere sul corpo di Ibrahimovic, che se la trova di lì, se la trova addosso e di testa è molto rapido a girarla in porta. Si vedeva che l'Inter stava cercando un paio di blocchi, ce n'è stato uno che aveva liberato Samuele e un altro che ha liberato proprio Ibrahimovic, che è andato altissimo con la gamba e poi ha trovato il colpo di testa. In un minuto la Fiorentina è passata da una palla gol colossale per l'1-0 all'1-0 per l'Inter. Montolivo cerca un pallone interno, Maicon ha messo fuori, poi allontana Zanetti. Colpo di testa di Balotelli. Jorgensen, Montolivo ancora dentro, il suggerimento per Mutu, cerca di controllare su Samuel che lo ha fermato. Vargas in pressione, rimessa laterale per la Fiorentina, il tentativo di Maicon di rinviare non ha avuto successo e Jorgensen che mette il pallone sulle mani di Vargas perché ha dotato di una rimessa lunga. Vargas, vediamo se la sfrutta o se va più vicino per Mutu. Montolivo, Kroldrup, Comotto, Jorgensen cerca la profondità per lo scatto di Gilardino, un filo troppo lungo il pallone di Martin Jorgensen. Maicon, cerca la profondità ancora per Ibrahimovic. Kroldrup tiene fisicamente, anticipa male ma subisce fallo, calcio di punizione per la Fiorentina. Sulla velocità Kroldrup è uno che regge bene, anche fisicamente, vedi, è alto quanto Ibrahimovic, fisicamente è ben dotato ed è stato bravo qui su questa palla giocata in profondità per Ibrahimovic a tenere molto bene E mettersi davanti a Ibrahimovic impedendogli quindi il controllo. Vargas viene a prendere posizione proprio per aver preso posizione. Montolivo cerca Mutu che di petto la dà Felipe Melo, c'è il movimento di Comotto sulla destra, lo vedete sfilare, lui va però dentro per Gilardino in area di rigore, c'è Giulio Cesar, ancora Giulio Cesar, calcio d'angolo, seconda parata decisiva del portiere dell'Inter. Non bene la linea dell'Inter perché Gilardino si sta muovendo bene, sempre questo movimento incontro per poi attaccare lo spazio e qui è bravo ancora una volta a chiudere lo specchio della porta Giulio Cesar, a uscire con il tempo giusto sul colpo, col fianco, il colpo di esterno di Gilardino. Con il fianco in ricaduta praticamente Giulio Cesar riesce a toccare il pallone. 1-0 per l'Inter, ma due occasioni enormi per la Fiorentina. Batte Vargas, Comotto, Kroldrup in area di rigore. No, Ibrahimovic e Kroldrup secondo me si spingevano. Sì, si spingevano Ibrahimovic e Kroldrup, ma Comotto, Kroldrup, Mutu, Melo per la Fiorentina in area. Insieme a Gilardino ovviamente. Palla verso l'interno dell'area di rigore, il centro dell'area di rigore, ha messo fuori Balotelli. Stefano De Grannis da bortocampo. Stefano. La smorfia di Mourinho è arrivata su quella palla libera per Gilardino. Come sempre voi sapete che nel primo tempo lui non si alza a parlare con i giocatori ma scrive, e in questo caso l'appunto se lo è preso. Felipe Melo cambia gioco. Kuzmanovic si gira, poi prova ad aprire dalla parte opposta. Vargas mette giù, cambia di nuovo, Jorgensen lascia scorrere, sempre Kuzmanovic. Comotto ha ripreso la posizione a destra, Felipe Melo viene incontro, 1 contro 1 su Cambiasso, poi il pallone per Mutu che gira ancora, Comotto riesce a tenere il pallone in campo. Kuzmanovic, il traversone per Gilardino, è riuscito a opporsi Samuel e poi c'è calcio d'angolo per la Fiorentina che ha reagito subito con grande forza. Sì, è vero, perché l'Inter si schiaccia molto dentro l'area di rigore, anche con la linea dei centrocampisti molto bassa, lasciando solamente Ibrahimovic là davanti a fare punto di riferimento, ma permette alla Fiorentina di far girare palla molto bene e di riuscire ad arrivare a corsare fin sul fondo. Sono saliti i due centrali insieme alle punte a Felipe Melo, ora sono in area di rigore. Kroldrup e Gamberini. La palla è verso il colpo di testa tentato da Gamberini, prova a uscire Balotelli. Copertura a Montolivo. Ibra,
Il taglio di Ibrahimovic per Montari splendido, arriva Maicon di gran carriera a destra, servito sulla corsa, pronto al traversone con la copertura di Jorgensen. Ecco il cross, Gamberini ha recuperato, Vargas. Rimessa laterale per la Fiorentina, si è opposta ancora una volta Maicon. Con le mani di nuovo Juan Vargas. Gilardino con Samuel che lo accompagna a terra, non c'è fallo, oppure c'è fallo di tutti e due, allora lascia proseguire il direttore di gara. Da Chivo a Santon. Stankovic, Cambiasso. Maicon. Il tocco riesce ad arrivare a Zanetti dopo che Montolivo aveva provato a intercettarlo. Javier Zanetti. Jorgensen ferma. Zanetti poi va al largo, ancora per Balotelli, arriva la sovrapposizione di Maicon. Balotelli guarda al centro, poi preferisce proprio Maicon. Balotelli viene incontro Montari. I giochi di Balotelli con Montolivo. Maicon, Balotelli. Ancora Balotelli, fermato da Vargas, ci sarà calcio d'angolo a favore dell'Inter. Sì, è importante anche questo movimento ad allargare di una punta, no? Soprattutto Balotelli che va a creare, cerca di creare la superiorità numerica sull'esterno. La Fiorentina sempre molto attenta, spirito di sacrificio di Montolivo che deve sicuramente, come ho detto prima, allargare la sua posizione e andare ad aiutare Vargas. Ibrahimovic non arriva, Samuel sì, dopo il suo tocco c'è forse una deviazione, no, semplice rimessa dal fondo per la Fiorentina. Cambiasso non è riuscito a tenere il pallone in campo. Se ne sono andati 18 minuti nel corso del primo tempo, 1-0 per l'Inter, ma a parte il gol di Ibrahimovic, due palle gol più grandi, poi più grosse ce l'ha avute proprio la Fiorentina con Muto e Gilardino, due grandi parate di Giulio Cesar. Siamo sempre lì, contro l'Inter le situazioni o le sfrutti, se no dopo basta una punizione per l'Inter per metterti in difficoltà. Difatti su una palla da fermo è arrivato il gol. Colpo di testa di Melo in anticipo su Santon, Chivu che tocca il pallone, lo mette in fallo laterale, la rimessa in gioco ancora per la Fiorentina. Comotto, Melo, Comotto, si è sentito un fischio ma è arrivato dalle tribune. Il tocco di Mutu, Montolivo, Comotto, Felipe Melo prova a tirare, gli scivola il piede d'appoggio, poi un'altra traversione di Kuzmanovic per Mutu e Gilardino che insieme hanno segnato 35 gol quest'anno. La rimessa laterale è per l'Inter. Viene incontro Cambiasso, tanto c'è da dire che i tifosi dell'Inter seguono abbastanza in silenzio la partita, si sentono più quelli della Fiorentina in questo avvio. Magari c'è ancora da scrollarsi di dosso Manchester, dove invece i tifosi dell'Inter giunti in Inghilterra hanno sostenuto la squadra ininterrottamente per tutta la partita, compresi gli applausi alla fine. Jorgensen va in profondità Mutu con Gilardino centrale, Felipe Melo 1-2. Prova ad andare Kuzmanovic a chiudere il triangolo per il traversone, viene chiuso, la rimessa laterale comunque per la Fiorentina, buona la pressione di Kuzmanovic. Santon non è convinto. Sì, aveva capito molto bene l'intenzione dei giocatori della Fiorentina con questo 1-2 sulla fascia, però non è stato bravo nella protezione del pallone. Comotto anche va alla rimessa lunga, cerca Felipe Melo, la palla spuca, Gilardino ha cercato l'acrobazia, Balotelli, Maicon, Ibra. Si gira benissimo Ibra e serve Maicon, va in copertura Vargas, Ibra, Stankovic, buon lavoro di Stankovic su Jorgensen, Ibra dentro, Montari aveva tagliato, contenuto da Gamberini, palla facile per Fred. Sì, sul passaggio esterno per Maicon Montari si era buttato dentro bene nell'area di rigore, poi chiuso, ha dovuto girare dietro l'Inter, nel far girare la palla Montari si è trovato a fare la prima punta. Montolivo, Kroldrup, Jorgensen, la profondità per lo scatto di Gilardino, slitta un po' anche lui, Samuel all'indietro per Giulio Cesar, ancora Samuel, sempre Gilardino che non lo molla, con il destro Samuel, arriva l'anticipo di Montolivo che non riesce però a servire nessun compagno, semplice rimessa laterale per l'Inter al 21esimo. Buona questa pressione di Gilardino perché ha messo in difficoltà Samuel che aveva la palla sul destro e tutti i giocatori della Fiorentina sono andati in pressione molto bene. Balotelli, Ibra, Montari di prima per Balotelli, Balotelli in area di rigore con Kroldrup che di ginocchio riesce a evitare la possibile conclusione di Mario Balotelli mettendo in calcio d'angolo. Un Inter che sta contenendo la partita, vuole tenere con i ritmi bassi, non vuole sprecare grandi energie, però appena può ha questa grande facilità
dei suoi attaccanti di attaccare lo spazio. Qui è stato bravo ancora una volta Colby, ma basta un 1-2 per infiammare la squadra di Mourinho. Samuel come al solito dentro, pallone verso di lui, colpo di testa deviato, pallone toccato da Samuel, è stato poi toccato di testa da Gamberini e stava per favorire il Ciuccio Cambiasso. Colpo di testa di Sant'Onno. Il pubblico della Fiorentina se l'è presa dall'inizio della partita con Balotelli, Felipe Melo, Jorgensen, Mutu, ancora Mutu chiuso. Per la verità mi è sembrato di sentire anche qualche coro razzista prima nei confronti di Balotelli, e questo ovviamente è grave non solo in assoluto ma anche proprio per la Fiorentina stessa, perché si pagano delle multe pesantissime e la FIFA è stata molto drastica su questo, sia l'UEFA che la FIFA. Maicon messo giù, dice di rialzarsi Orsato, che non c'è fallo di Jorgensen su di lui. In effetti il contatto era del tutto fortuito. Felipe Melo, si fa vedere Montolivo, un po' schiacciata la Fiorentina sul muro difensivo dell'Inter. Montolivo prova ad andare a largo, Kuzmanovic in verticale, il suggerimento arriva Giulio Cesar, Anna Bilò da portocampo. Anna. Prandelli ha chiesto due cose in particolare alla Fiorentina: innanzitutto di restare più corto e poi un'indicazione specifica per Kuzmanovic, gliel'ha proprio mimato, vuole che scenda più spesso sulla fascia destra. Che stavo guardando, Fabio, Mutu, siamo sempre abituati a vederlo giocare più a sinistra, sì. Oggi gioca a destra, sì. Vuole qualche inserimento di più da quella parte da parte di Kuzmanovic, ma la Fiorentina è a destra dove riesce a arrivare al cross. Balotelli, doppio passo, Balotelli arriva al traversone, un po' basso, ha messo fuori Montolivo. Gilardino viene incontro, Montolivo, Felipe Melo, attaccato da Cambiasso, poi la chiusura in gioco pericoloso di Samuel, gamba tesa, piede a martello, calcio di punizione per la Fiorentina. Stefano De Grandis da portocampo. Stefano. È importante il lavoro che Mourinho sta richiedendo a Balotelli, lo sta chiamando anche adesso, deve spesso venire a coprire sulla destra, qualche volta quando va a stringere Maicon deve addirittura occuparsi di Vargas. Muntari cerca ancora Balotelli cambiando tutto, troppo lungo però il pallone ingiocabile per Mario Balotelli, la rimessa laterale sarà ancora per la Fiorentina, più corti dice Prandelli. Con le mani andrà Vargas, Mourinho segue la partita seduto con i suoi appunti in mano. Gilardino, l'anticipo ancora di Maicon, poi Gilardino fa rimbalzare il pallone sul petto di Zanetti, sempre Maicon. Samuel per un attimo ha pensato all'ottavo lancio lungo, poi invece va a sinistra, sbaglia il tocco, bravo Sant'Onno a prendere il tempo, altrimenti si sarebbe aperta una buona opportunità per la Fiorentina. Maicon, Balotelli largo a destra, Stankovic è venuto a prendere palla, ancora Maicon, Ibra, colpo di tacco, Ibra e non riesce, 1-2 con Stankovic, tutto finezza. Jorgensen prova a ripartire con Stankovic che recupera, il pallone di Jorgensen è stato intercettato da Chivu. Montolivo, c'è Comotto a destra, scivola anche Montolivo, raggiunge comunque Comotto, di dietro c'è Kuzmanovic, da lui a Felipe Melo, viene incontro Mutu, poi si allontana, allora Felipe Melo guadagna un po' di spazio, manca un appoggio a sinistra, Vargas è rimasto un po' fermo, Felipe Melo non aveva alternative. Balotelli, Ibra, Balotelli, Ibra, Balotelli, Ibra, Balotelli e fallo laterale che sarebbe stato per la Fiorentina, ma c'è fallo ai danni di Balotelli e calcio di punizione per l'Inter. Sì, perché l'hanno chiuso in due, il raddoppio, guarda, falloso, e soprattutto quello di Kodjo che arriva da dietro e commette fallo su Balotelli. Le punte dell'Inter molto vicino, hanno tentato questa combinazione, erano lì, vedi, la paura sempre del difensore di andare ad attaccare sia Ibrahimovic che Balotelli, che sono sempre molto bravi con questa palla al piede, non la perdono mai. Da Balotelli a Chivu, ritmo un po' blando, molto. Apertura dalla parte opposta per Maicon, che riesce a tenere il pallone in campo con qualche difficoltà, poi trova l'apertura per Ibrahimovic che è in fuori gioco, calcio di punizione per la Fiorentina.
si va un po' lento Fede. No, lentamente, ma soprattutto l'Inter è in vantaggio, può gestire il ritmo, è la Fiorentina che lo deve alzare, insomma poco precisione nei passaggi negli ultimi 5-10 minuti, soprattutto con Felipe Melo e lo stesso Jorgensen, che secondo me si dovrebbero cercare, soprattutto Felipe Melo, muoversi a 360 gradi e farsi vedere dietro le punte. Maicon ha toccato il pallone dopo il colpo di testa proprio di Felipe Melo. Santon riesce ad aprire ancora per Maicon. Balotelli, Javier Zanetti, Maicon, Zanetti, Maicon, attaccato da Jorgensen, se ne libera bene Javier Zanetti, buona la trama dell'Inter, ancora Zanetti, tutto di prima, tutto a due tocchi, Ibra per Stankovic, a sinistra Santon, si fa vedere Montari, Stankovic sul fondo di un soffio, una gran bella azione dell'Inter. Sì, ma c'è poca pressione sulla palla da parte dei giocatori della Fiorentina, non vanno mai ad attaccare l'uomo, coprono sempre tutti lo spazio, guarda, nessuno sta vicino a nessuno ed è facile, insomma, l'Inter ha giocatori con piedi buoni e poi sanno duettare molto bene. Qui la conclusione non proprio pulita da parte di Stankovic, ma aveva trovato benissimo l'angolo. Colpo di testa di Samuele, un po' poco aggressiva la Fiorentina questi primi 28 minuti, anche se, lo ripeto, ha costruito poi due grandi occasioni da gol. Calcio di punizione per l'Inter, richiamato Felipe Melo. Cambiasso lascia per Samuele. Chivu, Stankovic, Maicon, viene incontro Montolivo, Ibra, si gira in mezzo a tre, scivolano tutti, arriva di nuovo Montari, fuori per Ibra, il sinistro non è il piede migliore, però ancora una volta con passaggi di prima l'Inter si è libera da tiro. Sì, sempre con questi movimenti incontro, soprattutto di Ibrahimovic, nessuno ha il coraggio di andarlo ad attaccare, sono sempre tutti dietro bloccati, invece bisogna andare in pressione da dietro, non farlo giocare con grande tranquillità, poi lui fa come ha fatto Ferdinand per quasi tutta la partita, esatto, con Manchester. fa muovere poi tutta la squadra, perché permette agli altri di inserirsi, avere il tempo di inserimento, sempre dovuto quando lui va incontro si gira e prende la palla. Calcio di punizione per la Fiorentina, è pronto a battere Mutu, ha trovato Felipe Melo, cascano tutti, incredibile. Sì. Anche Cambiasso era da solo, sì. È caduto. Arriva il traversone tentato da Comotto e c'è un'altra rimessa laterale per la Fiorentina. Viene incontro Felipe Melo, il pallone invece all'interno dell'area di rigore. Gilardino con Felipe Melo, era un po' arretrato il pallone per il brasiliano che non è riuscito con il sinistro a chiudere triangolo. Maicon, 29 minuti. Vargas, colpo di testa di Mutu, fallo su Gilardino, calcio di punizione. Samuel ha spinto Gilardino, protesta un po' Samuel, Gilardino ha preso posizione, Samuel gli è franato addosso. È pronto a battere ancora Riccardo Montolivo. Ecco la spinta netta di Samuel ai danni di Gilardino. Jorgensen batte corto per Kuzmanovic, ancora Jorgensen, Kuzmanovic, Montolivo, movimento di Mutu in profondità, l'avete visto partire, non ha avuto Jorgensen il tempo per dargli il palla, poi il traversone, grande colpo di testa di Melo e buona parata di Giulio Cesar. Sempre da destra, la Fiorentina è pericolosa con Comotto che ha sempre tanto spazio, invece Vargas rimane sempre abbastanza bloccato, non si fa vedere su questa fascia, è abbastanza prevedibile il gioco della Fiorentina, tanti passaggi in orizzontale per poi smarcare l'uomo sull'esterno destro che è Comotto. Ibra chiuso, Montolivo, c'è fallo ai danni di Ibra, calcio di punizione. Pronto Maicon a battere il calcio di punizione, c'è anche Ibrahimovic lì vicino. Ibra allunga per Santon, va a chiudere Kuzmanovic, tocca il pallone all'indietro per Comotto, Comotto ancora per Kuzmanovic, di nuovo Comotto, altra palla lunga, doppia trattenuta, quella punita e quella di Gilardino, calcio di punizione per fallo ai danni di Chivu. Si scalda la panchina dell'Inter, Rivas e Figo. Rivas era predicato per giocare al posto di Chivu, se Chivu non ce l'avesse fatta recuperare il problema agli adduttori. Il rinvio di Frey,
cerca subito Mutu, prova a toccare di testa, lo fa anche Samuel. Siamo alla mezz'ora, 1-0 per l'Inter. Maicon, Zanetti, Stankovic, Santon, Montari, Santon, 1 contro 1, si accentra, poi viene chiuso Gilardino, prova a spingere il contropiede per la Fiorentina, chiama in avanti Felipe Melo, prende un tempo interno Felipe Melo, allunga poi il tackle su Chivu, non riesce però a portarsi avanti il pallone. Maicon, Montari, Balotelli anticipato da Vargas, Mutu, Montolivo, Vargas, Montolivo, profondo il suggerimento ancora per Mutu che prova ad accelerare. Samuel copre l'uscita di Giulio Cesar. Troppo facile per l'Inter mantenere questo risultato, con la Fiorentina è poco precisa, soprattutto c'è poco movimento davanti con le punte, rimangono sempre abbastanza statiche, anche queste palle in profondità sono sempre lette molto bene dalla difesa dell'Inter. La chiusura di Kroldrup su Balotelli, poi all'indietro il pallone per Vargas da parte di Montolivo che riceve palla di ritorno, prova a giocare con la linea Gilardino, era in fuorigioco, perde una brutta palla Montolivo favorendo l'intervento di Balotelli. Viene a prendere il suggerimento Stankovic in mezzo, attaccato da Jorgensen, si gira bene, ancora Balotelli, vuole ricominciare da capo, un altro errore, un altro nel senso che ne abbiamo visti già diversi a centrocampo, poi Jorgensen messo giù, calcio di punizione e giallo per Balotelli. Ed è giusto Fabio, perché aveva girato via la palla, è arrivato con la gamba, anche se dice che è il primo, però già un'altra volta aveva fatto un intervento del genere. Poco fa poi tra l'altro l'aveva fatto. Qui va via Jorgensen, entra dritto sull'uomo, Balotelli giallo. Calcio di punizione affidato a Kroldrup. Cerca una specie di up and under per il colpo di testa di Felipe Melo che prolunga per Gilardino. Chivu con calma all'indietro, la palla arriva fino a Giulio Cesar. È pronto a rinvio ancora Giulio Cesar. Slitta Ibrahimovic ma tocca il pallone per Balotelli, Balotelli per Montari che manca il pallone con il destro e si siede poi sullo stesso. Vedi come non riescono a stare in piedi. È scivolato sul piede d'appoggio anche adesso Montari. Felipe Melo, Gilardino, arriva il traversone di Gilardino, Felipe Melo si stacca sul secondo palo, insegue il pallone, evita il fallo laterale. 1 contro 1 su Maicon, doppio passo. Poi all'indietro per Montolivo, un pallone impreciso, Montolivo vince però il contrasto con Zanetti che gli ritocca il pallone. Stankovic, Balotelli, no look, Jorgensen con grande decisione sul pallone, poi Santon che torna su di lui, bel duello, Balotelli cerca il tunnel, Kuzmanovic lo ferma, si gioca e qua ci dobbiamo dare una regolata. Allora, se vogliamo giocare all'inglese, cioè che non tutti i contatti sono punizione, allora dobbiamo giocare così. Il gioco si interrompe di meno, ci dobbiamo abituare che la punizione viene fischiata per altro tipo deve di essere sempre così per tutto il metodo di giudizio dell'arbitro, deve essere così dall'inizio alla fine. Zanetti per tutto il campionato, ci stanno provando gli arbitri italiani. Maicon, è anche una scelta coraggiosa perché spezzettare la partita è più facile per un arbitro. Maicon, Ibrahimovic con il tacco, a nessuno arriva in tempo, è rinviato il Comotto. Felipe Melo, Mutu, si gira Mutu, resiste, pallone toccato dalla punta del piede di Stankovic. Frey, Non c'è ritmo sta partita Fabio, non ha ritmo. 36 minuti, 1-0 per l'Inter. Profondo il lancio, non c'è nessuno. Chivu, diciamo anche che è bruttarella. Sì, Maicon, difficile anche da commentare perché non riesci mai a trovare uno spunto, una cosa importante ma soprattutto l'Inter la sta facendo perché sta vincendo la partita, soprattutto la Fiorentina che era partita molto bene, poi una volta trovatasi in svantaggio veramente non ha cercato di cambiare la gara. qui Montolivo calcia sui piedi di Vargas, Maicon cerca la profondità per Balotelli, Frey in anticipo. C'è poco movimento anche senza palla della Fiorentina, basta tutti fermi, guarda.
Frey non sa cosa fare con i palloni, sono tutti fermi. Poi rinvia profondo per Gilardino, colpo di testa di Chivu all'indietro e palla a Giulio Cesar, e questa è una cosa che abbiamo già visto 3 o 4 volte. Chivu questo colpo di testa all'indietro già 2 volte, sì, consecutive che lo fa. Rinvio di Giulio Cesar, stacca di testa a Kroldrup e la rimessa laterale sarà per l'Inter. Prandelli chiede a Felipe Melo di recuperare la posizione a centrocampo. Ibrahimovic, eccolo Melo che è arrivato in tempo. Vargas, e qui però tutti fermi, ancora Vargas, non sa chi dare il pallone, alla fine va indietro da Kroldrup. Andiamo da Anna Billò. Anna. Prandelli sta spesso con le braccia larghe e l'unica cosa che continua a ripetere è giochiamo. Montolivo cerca la profondità, Gilardino parte in posizione regolare, arriva Giulio Cesar con i piedi, con calma. Chivu, chiede palla a Montari, vuole la profondità, Montari si gira, però un altro errore. Felipe Melo scivola anche l'arbitro, tutti giù per terra. Pallone poi è verso Mutu che guadagna un calcio di punizione. Sembrano Gatto Silvestro, sai quando slitta prima di partire? Giocano su un tapirulante praticamente. Vargas, il suo sinistro. Eccolo qua, tutti giù per terra, via. Bellissima questa immagine di Aurelio Astori, il nostro regista. Vargas è pronto a battere, si allontana Cambiasso che era andato a coprire un palo perché tutti i giocatori della Fiorentina si facevano vicini alla porta di Giulio Cesar. Barriera, poi Kuzmanovic sul fondo. Questa è un'altra grande occasione perché fortunosamente gli si è trovata la palla proprio sul piede destro giusto da calciare in porta e non l'ha trovata la porta. Poteva sicuramente concludere meglio Kuzmanovic su questo rimpallo sulla barriera battuta da Vargas. Ecco la punizione di Vargas, gli salta anche bene, sì. Era una buona opportunità per il Kuz. Fallo di Ibrahimovic, calcio di punizione per la Fiorentina. Sta spiegando quello che è successo Ibrahimovic. Io sono fermo, lui arriva da dietro, io non posso fare fallo e lui da dietro che casomai lo fa. Però gli era passato davanti, il braccio. sì, gli era passato davanti. Gilardino mette giù in area di rigore, vuole girarsi, Gilardino cerca Mutu sul secondo palo, era una buona idea, ha coperto bene però l'Inter con Santon che poi però si fa fermare. Prova ancora la Fiorentina, Comotto, Kuzmanovic, guarda chi c'è al centro, Jorgensen, tocca male, favorisce Montolivo, Felipe Melo, vuole 1-2, palla nel traffico, nessun problema per Cambiasso con la pionata. Poi chiede a Balotelli una mano, lo prende Vargas, dormono un po', il traversone per Gilardino, che girata, splendida cosa di Gilardino. Gilardino sta facendo una buona partita, meglio di Mutu, anche se Mutu ha recuperato una palla in precedenza a Santon molto buona, ma qui ha tentato una giocata intelligente, non so se voleva tirarla in porta, forse voleva anche allungarla sul secondo. No, secondo me l'ha tirata in porta, sì. Pensavo, sai, volesse allungarla sul secondo, per la punta dietro per il suo compagno Mutu. Calcio d'angolo per Vargas, grande mucchio in area, palla verso il centro, la mette fuori Santon, Montolivo colpisce Stankovic, Jorgensen, Vargas, 41esimo, 1-0 per l'Inter. Vargas, palla ancora per Kuzmanovic, ha pensato al tiro, poi ha provato una palla toccata morbida dentro, non granché. No, l'idea non era male perché la difesa dell'Inter stava venendo a chiudere il suo tiro e quindi stava salendo molto bene e sull'esterno c'era Filippo Melo tutto solo che è stato poco preciso. Il bel riflesso di Gilardino che aveva tentato veramente una gran giocata. Ibrahimovic per Balotelli, fallo di mano credo di Balotelli, calcio di punizione per la Fiorentina. Se non l'ha toccata con la mano ha fischiato la spinta al direttore di gara. Fuori gioco dalla parte opposta di Gilardino e calcio di punizione per l'Inter. 1-0 per l'Inter. La Fiorentina non è arrembante, ha avuto però almeno 3 palle gol buonissime. Qui era al di là Gilardino.
E quello è Mourinho in versione guardalina, era proprio lì davanti. Chivu, ribattuto il suo tentativo di lancio, la rimessa laterale ancora per l'Inter. Cambiasso, Maicon, pallone per Ibrahimovic, viene incontro Jorgensen. Maicon, ancora Maicon che cerca la profondità. Montolivo e Maicon, la palla rimbalza in mezzo, buono Montolivo a controllarla, si prosegue per il vantaggio. Gilardino dopo il tocco di Mutu, fallo di Samuel, giallo. E anche qui ci sta, perché non è il primo fallo che fa, è il terzo che fa, perché Gilardino stasera mi sta piacendo, buona partita, gioca bene sul filo del fuorigioco, viene incontro, difende la palla, è andato già alla conclusione, sta facendo una buona gara. Samuel era diffidato, fallo netto da dietro, non ci sono dubbi, giallo. Perché anche lì poi Samuel poteva stare tranquillo, al limite può scaricare dietro la palla, tu rimani sempre in posizione, la squadra era posizionata perfettamente, non stava ripartendo la Fiorentina. No, conta l'ammonizione perché essendo diffidato, domenica l'Inter non ha una partita irresistibile, se non sbaglio gioca con la Regina, però comunque sai in difesa ha sempre problemi. È pronto a battere il calcio di punizione Kroldrup. Chiede palla a Felipe Melo, eccolo servito, la mette giù con il petto Felipe Melo, la controlla, poi Mutu. Morbido, ha allontanato Samuel. Jorgensen prova il destro, è fuori di niente dall'incrocio dei pali. Jorgensen ne ha segnati 3 a San Siro così all'incrocio dei pali con la maglia dell'Udinese contro l'Inter. Si è calciato molto bene, ma tutto nasce da una punizione battuta su Felipe Melo. Chivu si è staccato, Fabio, dalla marcatura di Felipe Melo, che ha potuto controllare dentro l'area di rigore di petto e poi scaricare dietro. La palla è arrivata a Jorgensen che ha calciato molto bene. Il rinvio di Giulio Cesar, stacca di testa Ibrahimovic. Balotelli cerca l'anticipo, trova il corpo di Gamberini, non può essere giudicato volontario il fallo di mano di Gamberini che non ha neanche visto che Balotelli aveva toccato il pallone. Cambiasso chiede scusa Cambiasso perché non ha battuto in fretta, ma nessuno si era liberato. Santon, Stankovic, 44esimo. Cambiasso cerca la profondità, Montari, Stankovic, sotto un altro pallone in area ci sono Balotelli e Ibrahimovic, ma il pallone non arriva, nessun problema per Jorgensen. Chi vuole mettere pressione a Gilardino? Senza fallo, Cambiasso, va via Cambiasso, arriva poi il pallone tagliato per Ibrahimovic, si stava già coordinando per calciare al volo Ibra. Felipe Melo, ultimo giro di orologio del primo tempo. Vargas prova a spingere, c'è Gilardino dalla parte opposta, ecco Mutu che taglia, il pallone era interessante, Mutu però non è arrivato a controllare. Il movimento era buono, leggermente lunga la palla di Vargas, ma Vargas questa fascia la deve fare con più continuità. Capisco che deve stare attento anche alla fase difensiva. Gli hanno detto talmente tanto che non fa la fase difensiva che è un po' più timido a salire. Montolivo tocca il pallone in profondità per Mutu, arriva Maicon, non ci sarà recupero, quindi sono gli ultimi 15 secondi del primo tempo. L'Inter è in vantaggio per 1-0, gol di Ibrahimovic. Prima del gol di Ibrahimovic una palla gol clamorosa per la Fiorentina, una subito dopo, la prima con Mutu, la seconda con Gilardino, poi una conclusione di Kuzmanovic, una di Jorgensen. Il ritmo però è rimasto un po' lento, l'arbitro manda tutti a prendere un teccato. Super Sport. Bentornati a San Siro, rivediamo il gol dell'Inter. Abbiamo visto che la posizione è probabilmente regolare perché il piede ultimo di Kroldrup tiene in gioco Ibrahimovic al momento del calcio di punizione. La palla sbatte sul braccio di Ibrahimovic ma può essere considerato involontario. Il dubbio può esserci su quella gamba alzata e potrebbe arrecare danno, più che arrecare danno potrebbe essere pericolosa per la difesa. Tra poco entrerà Figo, fuori Chivu, dentro Cambiasso quindi a fare il difensore centrale. Super Sport. La Fiorentina è già in campo, l'Inter invece ancora non è rientrata.
Sta per entrare in campo Figo, dunque uscirà Chivu che aveva recuperato, magari ha avuto un piccolo ricotizzarsi del problema fisico, e quindi Cambiasso tornerà sulla linea difensiva, Stankovic arreterà e Figo andrà trequartista. È effettivamente così? Lo chiediamo a Stefano De Grandis a bordo campo. Stefano. Sì, è così Fabio. Tra l'altro tu avevi notato quando hanno cominciato il riscaldamento contemporaneamente Rivas e Figo, questo perché Chivu aveva fatto sapere di non stare benissimo e quindi Mourinho stava valutando le due alternative, cioè quella di mettere un difensore al posto di un altro nel caso di Rivas, oppure fare il cambio che hai raccontato tu. Tra l'altro hai già detto che con la munizione Samuel sarà squalificato la prossima settimana, e quindi preservare Chivu il più possibile e cominciare a pensare a un'alternativa buona anche per la prossima settimana. L'Inter tarda un po', eccola qui, arriva adesso. È stato un primo tempo, Beppe, nel complesso equilibrato. L'Inter ha segnato, ha avuto un'occasione con Stankovic, però le migliori palle gol poi alla fine l'ha avuto la Fiorentina. Sicuramente equilibrato. La Fiorentina ha cercato di fare la partita, di mettere in difficoltà l'Inter. Era partita anche abbastanza bene, giocando molto bene sulla linea dell'Inter, che non faceva il fuorigioco in maniera perfetta, quindi ha avuto anche delle occasioni importanti. È stato dopo, una volta in svantaggio, che lì l'ho vista un po' impacciata, un po', come sottolineavi spesso anche tu in telecronaca, poco mobile, sì, non si muoveva, molto statica, palla, poco dinamica la squadra di Prandelli. Allora, chi aveva il pallone o si doveva inventare un'azione personale o doveva sempre fare questo lancio lungo per le punte. A quel punto la difesa dell'Inter aveva buon gioco, ecco. Spero di vedere un secondo tempo migliore. Eccolo Orsato, uno degli emergenti. Si ricomincia. Cambiasso tocca il suo primo pallone da difensore centrale. Maicon batte lunga per Ibrahimovic, colpo di testa di Comotto. Jorgensen, Felipe Melo, Kuzmanovic, Vargas. Vediamo se cerca di essere un po' meno timido rispetto al primo tempo. La profondità cercata per Gilardino, molto esterno il pallone che si perde direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco sarà per l'Inter. Ho visto Balotelli che si è schierato a molto largo a sinistra e Figo a destra, con Ibrahimovic che è andato a fare la prima punta. Voglio capire bene il centrocampo, se a rombo o se 4-3-3. Esatto. Si scalda anche Jovetic. Prova Balotelli ad andare via, Gamberini accelera, Gamberini lo contiene fisicamente. C'è rimessa laterale per l'Inter. Ecco Gamberini che tocca con la punta del piede e mette il pallone in fallo laterale sulla partenza tentata da Mario Balotelli. Figo, primo controllo, non è granché, prova a mettere giù il pallone di petto Mutu, poi Muntari dopo l'intervento di Javier Zanetti. Santon, Muntari cerca la profondità per Ibrahimovic che era fuori gioco, calcio di punizione. È partito al di là della linea Ibrahimovic, poi è rientrato in gioco per prendere il pallone di petto, ma al momento del lancio era al di là, almeno così sembrava, della linea della Fiorentina. Comotto, Felipe Melo cerca il corridoio, Gilardino al largo, Kuzmanovic, arriva Comotto a sostegno, Kuzmanovic buone le sue finte, prova ad andare via, il traversone sul secondo palo, buono Felipe Melo, prova a toccare il pallone, non riesce a indirizzare verso la porta, la palla va sul fondo. Stefano De Grandis da bordo-campo. Stefano. Sì, a proposito di quello che stavate dicendo, Mourinho ha chiesto a Balotelli, lo sta dicendo ancora, di spostarsi un po' più verso sinistra, quindi una sorta di 4-3-2-1, nel senso che Figo e Balotelli alle spalle di Ibra. No, si vede bene adesso, è un 4-2-3-1 con Stankovic trequartista, Figo esatto. a destra e Balotelli a sinistra. Sì. Fallo di Ibrahimovic, calcio di punizione, fallo ai danni di Per Kroldrup, con il braccio commette il fallo Ibra. 3 minuti nel secondo tempo, 1-0 per l'Inter. Kroldrup, Felipe Melo, Jorgensen, Kuzmanovic, Gila, buon palleggio di Gilardino, l'attacca Muntari, recupera Santon, Cambiasso, tanto per cambiare era scivolato Montolivo. Kuzmanovic si tiene ancora il piede destro, già aveva avuto un problema nel primo tempo. Mutu, Felipe Melo lo attacca Muntari, gli porta via il pallone e poi scivola. Jorgensen, Felipe Melo, in quella zona sembra più hockey su ghiaccio, pattinano praticamente. Comotto, Jorgensen, Mutu, anche lui slitta, Balotelli,
messo giù da Felipe Melo, dritto sull'uomo, calcio di punizione giallo per Felipe Melo. Un gesto di Tsitsas Prandelli, non per questo fallo, che la munizione è sicuramente giusta da parte a favore di Felipe Melo, ma nella giocata precedente, quando Mutu non riesce a tenere la palla perché scivola, perché poteva controllarla e girarsi e diventare un'azione importante per la Fiorentina. È pronto al rinvio Giulio Cesar. Evidentemente il solito discorso, ogni tanto qui a San Siro c'è presa sul primo strato di campo, poi sotto è duro e allora il tacchetto non prende più e si slitta. Jorgensen, Mutu, Montolivo, va bene Montolivo, cerca l'apertura per Vargas che accompagna a sinistra, va in copertura Figo, Montolivo, riesce a intervenire Luis Figo, prova a partire, anticipo di Kroldrup, Jorgensen, non granché il pallone ma Vargas lo tiene in campo. Fuori gioco, Fabio. Fuori gioco e calcio di punizione. Vargas era rientrato dal di là della linea come indica adesso Orsato. 5 minuti, sempre 1-0 per l'Inter. Era al di là Vargas. È pronto a battere Giulio Cesar. Cerca la profondità, il colpo di testa di Kuzmanovic all'indietro per Kroldrup che allunga la squadra cercando Mutu, colpo di testa di Samuel. Kuzmanovic sembra crescere in questo secondo tempo. Montolivo attaccato da Figo, al secondo tentativo riesce a servire Vargas, è pronto a traversone Vargas, mette fuori Cambiasso. Jorgensen, Montolivo, spinge la Fiorentina, cambia tutto. Felipe Melo, buono il suo lavoro. Kuzmanovic cerca Gilardino, fuori gioco. Aveva visto sbucare all'ultimo momento il pallone Gilardino, non era riuscito a indirizzarlo verso la porta, era partito però secondo il guardiolino al di là della linea. Sì, aveva provato a toccare di esterno, però aveva visto come, ripeto, all'ultimo momento il pallone perché gli era saltato davanti Cambiasso. Ibra anticipa Gamberini, poi Balotelli, Stankovic di prima, buona copertura di Comotto. Kuzmanovic attaccato da Montari, giallo anche per Montari. Qui più che un intervento cattivo di Montari è semplicemente un eccesso di foga di Montari che però tocca l'avversario quando aveva già allontanato il pallone. Magari anche se non lo tocca, però l'entrata è brutta e se Kuzmanovic non salta sicuramente gli fa male. Adesso lo vediamo. Lo prende comunque con la gamba sinistra. Col ginocchio, sì, lo va a colpire. Sì, assolutamente. Lì Mourinho protestava perché Mourinho sostiene che Montari sia un po' preso di mira per le ammonizioni dagli arbitri. Calcio di punizione battuto da Jorgensen, cercato Gilardino, il pallone arriva a Mutu, poi Cambiasso, Montolivo e ancora Giulio Cesar. Che riflesso! La Fiorentina è sempre molto attenta su queste seconde palle che vengono fuori dal lancio lungo col contrasto aereo tra il centravanti, in questo caso Cambiasso, ed è bravo a piegarsi, a calciare bene, ma Giulio Cesar è sempre presente. Che campionato di Giulio Cesar, questa era facile, per lui dico. Ah, per lui, beh insomma sai, aveva tirato all'improvviso, era centrale, sì, ma era forte. Orsato vuole parlare con gli uomini in area di rigore, va a parlare con Gilardino e con Samuel. Felipe Melo in area insieme a Mutu, Kroldrup, Comotto e Gamberini. Palla è verso Mutu che la tocca di testa. Giulio Cesar, l'avete sentito, la chiama e la fa sua. Eccolo il destro di Montolivo improvviso, alza il pallone Giulio Cesar con la mano sinistra. Prova Figo per l'Inter, in mezzo a due, chiuso Vargas. Samuel cerca Ibrahimovic, posizione regolare dice Guardaline, aggancio di Ibra. Va via Ibra, Kroldrup, poi c'è il recupero di Jorgensen che lo ferma, slitta Ibrahimovic, Kroldrup, Montolivo. Sembra crescere la Fiorentina anche come intensità di gioco.
C'è Gilardino che chiedeva palla in profondità, Mutu lo ha visto, preferisce però servire il taglio di Kuzmanovic, troppo lungo. No, impossibile, doveva servire subito Gilardino in profondità perché aveva tagliato molto bene tra i due centrali. Qui invece questa parte che Santoro aveva letto bene l'inserimento senza palla di Kuzmanovic, quindi non ci stava questo cambio di gioco. 9 minuti. È pronto il rinvio Giulio Cesar. Questo è il tifo della Fiorentina. Si stanno facendo sentire moltissimo i tifosi viola. Ibra, Balotelli, il tocco è per Stankovic, gira per Ibrahimovic, poi il tocco di Montolivo, arriva Vargas, prolunga per Mutu, colpo di testa di Samuel, fuori gioco, calcio di punizione per l'Inter. Penso che Mourinho sia contento questa sera per la linea difensiva, ha messo in fuorigioco tantissime volte gli attaccanti della Fiorentina, sempre attenti, concentrati, a parte un paio di volte nel primo tempo dove Gilardino si era mosso molto bene, per il resto sempre squadra corta, stretta, fatta molto bene. Ibra attende il possibile rilancio di Giulio Cesar. Mette giù Vargas, altra apertura, sempre lungo, arriva Samuel, poi Felipe Melo. Contrato Felipe Melo da Figo riesce a servire centralmente Stankovic, prova ad allargare per Balotelli, arriva la sovrapposizione di Santon, Balotelli lo serve, Santon rientra sul destro, poi serve ancora a Balotelli che scivola tanto per cambiare e allora il pallone arriva a Fred. Ci ha tentato la conclusione da quella posizione, voleva metterla forte verso la porta ed è scivolato. Santon puntuale in queste sovrapposizioni, ormai ha preso una sicurezza questo ragazzo, non sta sbagliando un colpo. Colpo di testa di Mutu, cerca di arrivare sul pallone Gilardino, Samuel, Maicon, lo attacca Montolivo, prova ad alzare la pressione la Fiorentina, prova ad alzare il pressing, Montare inseguito da Kuzmanovic, Maicon, Santon, largo Balotelli, eccolo. Attaccato Balotelli, prova ad andare via, riesce a girarsi e trattenuto da Comotto, calcio di punizione per l'Inter. E qui protesta qualcuno della panchina dell'Inter perché voleva il cartellino giallo per la trattenuta di Comotto. E si arrabbia anche Mourinho. In teoria sì, Fabio, ci stava la munizione. Era andato via molto fallo tattico. Stankovic, Ibrahimovic la mette giù di petto, Vargas torna. Ancora Ibrahimovic, sposta il pallone, Vargas non lo molla, alla fine arriva il raddoppio di Kroldrup, la rimessa laterale comunque per l'Inter. Ibra, Maicon, entra Maicon in area di rigore, il destro sul fondo, cercato l'azione personale Maicon Douglas. È stato molto bravo, lui può andare sia lungo la fascia ma venire sempre dentro il campo per poter concludere, di solito anche con l'esterno del piede o anche con il mancino. Qui tenta di collopiede di sorprendere Frey sul primo palo. Colpo di testa di Felipe Melo che commette fallo, calcio di punizione per l'Inter. Finito a terra, ancora Maicon che si rialza. Il calcio di punizione è affidato credo proprio a Giulio Cesar. C'è un clima un po' strano qui a San Siro secondo me stasera, un po' di silenzio, vero? Secondo me sta facendo il tifo solamente alla curva della Fiorentina, quella dell'Inter noi non la vediamo. No, non la vediamo, non la sentiamo ogni tanto la sentiamo, diciamo che il resto dello stadio segue così, forse ancora con la testa a Manchester. Montolivo, Felipe Melo, Montolivo, sembra di stare a teatro quasi in certi momenti. L'apertura è per Kuzmanovic, Comotto, gioca un altro ritmo la Fiorentina in questo secondo tempo, ecco che si fanno sentire i tifosi dell'Inter della curva. Kuzmanovic prova a girarsi, agganciato, calcio di punizione. Pronto a battere Jorgensen che poi però si allontana perché si avvicina Juan Vargas. Pranelli dice a Coldo di andare a saltare, però Coldo non si fida perché nessuno si sta fermando e Ibrahimovic è molto alto, quindi rimane sia Gamberini che Coldo rimangono bassi. E quindi due saltatori di meno. Infatti non c'è dentro nessuno, l'unico grande colpitore a parte Gilardino è Felipe Melo.
corto, calcio di punizione. Mutu non fa una gran cosa, Figo con Vargas che gli va dritto addosso, calcio di punizione. Vargas si tiene il piede nel colpire Figo, probabilmente si è fatto male, si rialza. Ma cos'era, uno schema, Fabio? Mi auguro di no. Perché non hanno voluto mettere dentro la palla, hanno giocato un 1-2 stretto, sbagliando completamente. Ah, qui ho capito, perché Figo va per anticipare con la punta, sì, capito? e Vargas con i tacchetti lo va a colpire. Calcio di punizione che sta per battere Giulio César. Un po' di discussioni, Giulio César stava parlando con qualcuno lì in profondità, cerca poi Ibrahimovic che la spizza di testa, arriva Vargas, va in copertura Figo, Vargas protegge la rimessa dal fondo, ce la fa, andrà a Frea a rimettere. Davanti Gilardino, Melo e Mutu stanno parlottando. Il rinvio lungo di Sébastien Frey. Gilardino, Samuel con un gomito commette fallo, calcio di punizione per la Fiorentina. Battuto in fretta, Gilardino non si è rialzato, Kuzmanovic, Comotto, si rialza ora Gilardino, arriva il traversone di Comotto, Montare con la coscia, cerca la profondità per Ibra, colpo di testa di Gamberini. Jorgensen, controllo non facile, Ibra poi su Jorgensen, calcio di punizione per la Fiorentina. 5 tra Ibrahimovic e Jorgensen. Per un attimo Orsato ha messo la mano al cartellino, poi ha pensato che Ibra volesse arrivare sul pallone e fosse stato anticipato. Ha pensato anche che proprio in quell'azione di campo non ha ammonito Comotto prima, esatto, con Balotelli, e probabilmente ha risparmiato il giallo a Ibrahimovic, che era un altro dei diffidati tra l'altro. Comotto, guarda come lenta qui la Fiorentina, Gamberini, sì. la palla. C'è tutto libero anche qui sull'esterno, Kuzmanovic non viene visto. Mutu fuori gioco un'altra volta, calcio di punizione, però se tieni tanto la palla lì dietro permette alla difesa ovviamente di salire e alla fine, come vedete, Mutu rientra da una posizione di offside. 16 minuti, sempre 1-0 per l'Inter. La Fiorentina ha provato ad accelerare soprattutto quando l'Inter è in possesso di palla nel pressing, poi però come dei momenti di stasi. Anna Billot a Bortocampo. Anna, qualche istante fa Prandelli ha richiamato proprio Gamberini perché vuole che comunque si allarghi il gioco sulle fasce, che si giochi anche di prima, insomma vede la squadra un po' troppo ferma. Kroldrup, Gamberini, ancora lui, palla al piede e altro lancio lungo. Prova ad arrivare sul pallone Gilardino, che sta giocando bene, si sta sacrificando molto di sponda. Felipe Melo con la punta del piede per Kuzmanovic che è in controtempo. Santon, Maicon, allunga la falcata Maicon, recupera Vargas, largo però ha anche Figo. Maicon va per linee interne, Jorgensen, Maicon, Figo, Maicon, Figo, cerca il traversone deviato, favorisce ancora Maicon, la mette forte e tesa, allontanato Comotto, poi arriva Montari che sbaglia il controllo, esce Comotto, entrataccia di Santon, si prosegue per il vantaggio numerico per la Fiorentina, 4 contro 2, tiene palla Felipe Melo, c'è Mutu in area di rigore, Mutu, né Gilardino né un tiro in porta, ma che si è mangiata la Fiorentina, ammonito Santon. Incredibile, perché Santon ha fatto fallo, poi Zanetti poteva far fallo, ma Zanetti è un altro diffidato e non ha voluto farlo, però secondo me lì doveva interrompere l'azione, ha permesso alla Fiorentina di presentarsi in superiorità numerica e solo davanti al portiere lì, o calci di esterno sul secondo palo o con l'interno piede non riesce a trovare la porta, difatti la palla è sfilata via, brutto fallo di Santon. Sì, giallo qui. Mutu, secondo te l'ha crossata o l'ha messa? No, l'ha tirata? È rosso, dice Prandelli, per l'intervento di Santon. Arancione sicuro, perché è entrato veramente male, era tutto fuori tempo, gamba tesa, gioco pericoloso. Non ci avevo pensato, sì. Non ha tutti i torti Prandelli, perché l'intervento è proprio brutto. Ecco, questo sarebbe il tipico caso da sicuro arancione, l'intervento è veramente brutto perché va sull'uomo poi.
a gamba alta. Ha rischiato moltissimo Santon e Comotto infuriato. Stefano De Grannis a bordo Stefano. Sì, qui avete visto prima quanto aveva protestato Mourinho che voleva la munizione di Comotto. Comotto è venuto da Mourinho e ha detto adesso zitto, ha messo la mano davanti al naso perché chiaramente adesso Mourinho non protestava. Zanetti, un buon varco interno, apertura per Ibrahimovic, di tacco per Figo. Stankovic, Figo, Stankovic, rimpallato da Kroldrup, il suo tentativo di cross, rimessa laterale ancora per Figo. Stankovic, Figo, Maicon, sempre Maicon, raddoppiano su di lui, prova a passare, non ce la fa, guadagna comunque rimessa laterale. 19 minuti, 1-0 per l'Inter. Però la Fiorentina ha avuto la terza palla gol clamorosa. Questa qui, sempre Mutu sempre nel primo Mutu, tempo. le due più clamorose di Mutu, sì. Muntari cerca e trova Balotelli, allarga ancora per Figo, arriva il pallone morbido di Figo, secondo me voleva premiare la corsa di Maicon, aveva visto che era partito, voleva servirlo. Assolutamente, era per Maicon questa palla ma molto difficile, c'era poco spazio per poterlo servire in profondità. Qui è bruttissimo, dai, guarda che sbrego, guarda che taglio. Non so perché inizialmente non l'ho vista, come dicevi tu, col cartellino arancione, perché Santon, un ragazzo giovane, sì. Invece effettivamente qui è un po' più d'arancione, rossiccio, sì. Oppure rosso proprio. Comotto dentro, c'è stato un liscio, la palla attraversa tutta l'area di rigore e arriva Giulio Cesar. Maicon, fuori gioco di Ibrahimovic, calcio di punizione. Aspettava giustamente il guardalini che il pallone arrivasse a Ibrahimovic. No, non è prima, come dice Ibrahimovic, è giusto così perché deve aspettare che arrivi il pallone a lui il guardalini. Forse diceva prima ai suoi compagni il lancio. Felipe Melo, contrato il suo tentativo da Stankovic, Balotelli per Ibrahimovic, la copertura di Gamberini. Ibra in mezzo a due, Gamberini riesce a fermarlo, poi Ibra mette il 46, la palla rimbalza in campo, poi il fallo di fondo. È pronto il rinvio Frey, 21 minuti, 1-0 per l'Inter. Questa è la velocità di Ibrahimovic, era in vantaggio Gamberini, ma Ibra gli è passato davanti con una forza incredibile. Forse l'aveva ritoccata Gamberini, sì, col parastino. Mutu, Kuzmanovic, Comotto, cerca ancora Kuzmanovic, Gilardino di tacco ha provato a seguirlo per l'inserimento, è venuta fuori una specie di palla sul lungolinea, è intervenuto Cambiasso e ha messo in fallo laterale. Prova a insistere però la Fiorentina che cerca anche di alzare i ritmi. Kuzmanovic, Mutu, arriva il tiro di Mutu, forse è semplicemente colpito male, voleva calcio d'angolo, infatti è così, c'è stata una deviazione sul tentativo di Mutu, anche se secondo me se è calcio d'angolo è dall'altra parte. Sì, la palla è stata deviata da parte di Santon, sì, ma dall'altra parte è calcio d'angolo. Pallone di Mutu, poi Cambiasso che lo mette fuori, cerca la profondità, non arriva Ibra, alza sempre la gamba, poi Melo, Vargas, insiste la Fiorentina adesso, 22 minuti di gioco, ancora Vargas, altra palla dentro, colpo di testa di Gilardino, contratto da Samuel, poi Balotelli, Ibrahimovic prova a partire in contropiede, adesso diventa forte la pressione della Fiorentina. Frey, tutti fermi, guardate Frey come allarga le braccia. C'è Gamberini, deve giocarla lui, deve dargliela lui e cominciare l'azione con il difensore, e poi sarà Jorgensen o Felipe Melo a farsi vedere per dare continuità. Stacca di testa Kroldrup, lo travolge addirittura Figo, calcio di punizione per la Fiorentina. Eccolo Figo che arriva e travolge Kroldrup. Vargas, Montolivo, Jorgensen, Kroldrup, Montolivo, cerca l'inserimento Felipe Melo, arriva però Giulio Cesar. Non riesce a capire quando bisogna giocare corto e poi alternare con il gioco lungo. Anche in questa occasione non ci stava la palla lunga, c'era superiorità numerica sulla fascia, doveva cercare di sfruttarla in quel momento la Fiorentina. Figo,
riesce Figo a mantenere il pallone, poi lo porta il fallo laterale, c'è rimessa in gioco per la Fiorentina, perché non è mai stato attaccato da 2 uomini. Figo era proprio lì sotto gli occhi del guardaline, che non ha avuto dubbi. Adesso però sta per riconquistare palla l'Inter, lo fa con Stankovic, poi Montolivo, Ibrahimovic, una gran confusione. Balotelli prova ad allargare per Montari, chiuso Felipe Melo, si distende il contropiede della Fiorentina con Comotto, è veloce Comotto, arriva Kuzmanovic a supporto a destra, Comotto cerca un pallone per Mutu che è scivolato un'altra volta, poi un altro errore dell'Inter, Kuzmanovic, Mutu, Montolivo, Mutu prova a passare, lo ferma Cambiasso, Stankovic, Cambiasso, non una gran serata per Mutu, Montari, Figo, c'è Balotelli dalla parte opposta, tutto il resto dell'Inter non accompagna. Ibra, Montari, Stankovic, Balotelli, cerca un pallone per Ibrahimovic, arriva in anticipo Ibrahimovic, Orsato lo guarda con aria di sufficienza dopo il contatto con Kroldrup, mette il pallone in fallo laterale. Il problema è la caviglia per Ibra. Sto dicendo qualcosa a Kroldrup, all'arbitro o agli altri giocatori dell'Inter, non ho capito cosa francamente. Si rialza Ibra, ecco Kroldrup. Ibra l'aveva anticipato. Secondo me il fallo non c'è. No. Quando mette giù il piede, prende un pezzo del piede e quindi gli gira la caviglia. È pronto Frè, che ha ricevuto palla dalla rimessa laterale restituita dall'Inter alla Fiorentina. Va ancora profondo, stacca di testa a Melo, anticipa Santon, arriva Gilardino sul pallone. Felipe Melo, si è staccato Mutu, Melu deve attaccare Santon, poi viene fermato, si prosegue, deviazione di Cambiasso e c'è calcio d'angolo. I giocatori dell'Inter chiedevano un calcio di punizione per lo scontro con Montari. Jorgensen prende indicazioni da Prandelli, giallo per Giulio Cesar che ha protestato. Questo è stato uno scontro fortuito secondo me, l'ha valutato così Orsato. Anche secondo me. Sì. Uno scontro. Che dici? Non riesco a capire come si è fatto male. Rivediamo. No, si è fatto male perché l'ha colpito, no? Montari è stato preso dalla spallata di Felipe Melo, però lui era lì davanti fermo, può essere sfondamento al limite. Certo. Perché si vede bene l'ultimo replay, riesce a stoppare la palla il giocatore dell'Inter, riesce ad intervenire, l'altro gli va addosso. Kuzmanovic. Infatti Giulio Cesare ha preso la munizione perché diceva una per noi Fisane. Respinta la conclusione tentata da Vargas. Montolivo, respinta il suo tentativo ancora da Montari. La palla resta per un po' in campo, poi esce in fallo laterale, rimessa in gioco ancora per Frè. 27 minuti nel secondo tempo, 1-0 per l'Inter. Comotto non controlla stavolta Felipe Melo, la palla termina in fallo laterale, la rimessa in gioco è per l'Inter, mentre Montari si sta avvicinando alla panchina e sta parlando della botta che ha preso prima. Fabio, le difficoltà della Fiorentina, vedi, hanno perso palla ma avevano il vantaggio del 2 contro 1 sulla rimessa laterale i due difensori Comotto e Gamberini. Gamberini doveva solo staccarsi dietro per prendere la palla e farla girare dall'altra parte, invece non si sono fidati, palla su Felipe Melo brutta, persa la palla all'Inter. Figo, Zanetti attaccato da Montolivo, si rifugia in Samuel, prova la pressione Montolivo, Samuel apre per Balotelli che mantiene il pallone in campo. Rimessa laterale ancora per la Fiorentina con Comotto, ha avanzato troppo la sua posizione. Comotto no, c'era fuori gioco, ha alzato il braccio, forse il gioco pericoloso di Balotelli, calcio di punizione Comotto, ha alzato il braccio il direttore di gara. È pronto a battere Frè, stacca di testa Gilardino,
alza il campanile Javier Zanetti, colpo di testa di Balotelli, il pallone è rimasto in campo. Santon, Stankovic, Figo, si arrabbia Prandelli, secondo lui il pallone era uscito. Balotelli, con la suola Balotelli va via, c'è Gamberini in seconda battuta, fallo di Balotelli, calcio di punizione per la Fiorentina. Ecco Balotelli che va via, Gamberini che gli passa davanti, Balotelli lo colpisce, calcio di punizione per la Fiorentina. 29esimo, sempre 1-0 per l'Inter. Per il momento decide quel gol un po' fortunoso di Ibrahimovic con la palla che gli è rimbalzata addosso e poi gli è finita di fatto sulla testa. La Fiorentina ha avuto 3 clamorose palle gol non sfruttate. Cambiasso, Maicon, Figo, Stankovic, Balotelli, lo aspetta Pomotto, le finte di Balotelli che poi dà all'indietro a Stankovic che aggiusta per Santon, arriva Montari, ancora a largo per Balotelli, sul secondo palo c'è Ibra che chiedeva palla, eccolo, cerca di fare la torre, arriva Montolivo, Vargas, profondo per Mutu che taglia il campo, arriva prima di Cambiasso, cerca Gilardino di anticipare Samuel che invece chiude per Santon. Montari, è pronto Jovetic, fallo su Balotelli di Comotto, calcio di punizione. Ha bisogno la Fiorentina di un giocatore che possa inventare qualcosa nell'1 contro 1, creare la superiorità numerica. Sono curioso di capire Prandelli chi tirerà fuori e dove schiererà Kuzmanovic, quindi questo ragazzo che è molto bravo nell'1 contro 1, è imprevedibile. Fiorentina ha bisogno di qualche giocata se vuole risolvere questa partita, perché sennò in questo momento l'Inter sta controllando molto bene. Dovrebbe fare Jovetic quello che ha fatto Melo fino adesso e Melo prende la posizione di Kuzmanovic. Calcio di punizione per Montari, Stevan Jovetic, montenegrino. Montari direttamente verso Fre, senza problemi. Troppo morbida questa palla. Montolivo, va via benissimo Montolivo a Maicon, Jovetic chiede subito palla in verticale, lo aspetta Samuel, Jovetic ancora per Montolivo, Zanetti, Cambiasso e Kroldrup dalla parte opposta. Prova ad allungarsi Kroldrup, gli tocca il pallone Figo che stava per favorire Stankovic. Montolivo, dentro il pallone per Mutu, si gira Mutu, vuole l'1 contro 1. Jovetic gli è venuto a portare l'uomo, poi viene servito, ricomincia da capo. Vargas, anzi Montolivo, cerca un pallone interno, Cambiasso sul possibile inserimento di Gilardino e Montolivo si arrabbia perché Jovetic e Gilardino non avevano aggredito la posizione, secondo lui. Vargas, Kroldrup, Jorgensen, fa la partita la Fiorentina, Melo, Jorgensen. Che brutta palla che ha dato Melo, con sufficienza, una palla rimbalzante mettendo in difficoltà il proprio compagno. Figo trova l'apertura per Ibrahimovic, controllo di Ibra, poi c'è un contrasto, non c'è fallo, si gioca. Jovetic, possibile contropiede della Fiorentina, è partito Mutu. Jovetic, ancora Jovetic sul corridoio per Mutu, Samuel favorisce Giulio Cesar che tocca il pallone con i piedi, lo mette in calcio d'angolo, stava per fare un pasticcio. Troppo vicina alla distanza, a quel punto la deve rinviare Samuel, non può toccarla dietro il portiere con l'uomo che gli sta arrivando incontro. Jovetic pronto a battere il calcio d'angolo. Comunque la Fiorentina ha dato una buona risposta stasera dopo la partita persa in casa con il Palermo. Comunque va, è pronto a battere proprio Jovetic. Primo palo, il pallone però non è per nessuno. Figo, poi di forza va via Maicon, attenzione al contropiede dell'Inter, prova a spingerlo con Ibrahimovic che supera Figo e prova a proiettarsi. Jovetic in copertura, Figo, anticipato Ibrahimovic, no, non ce la fa più. Felipe Melo fermato da Stankovic, Ibrahimovic si rialza solo adesso, stanchissimo. Maicon sta per arrivare un altro cambio, intanto nella Fiorentina si prepara Donadella. Stankovic, Figo anticipato da Felipe Melo, Jovetic,
Che strana partita, Comotto, è vero, è molto ritmica. Felipe Melo cerca la profondità, pallone invece arriva a Giulio Cesar. Felipe Melo stasera bene di testa, le ha prese quasi tutte lui, ma quel piede ha sbagliato tutto. Si capisce che non è il ruolo suo, quello fa fatica ad interpretarlo, non ha i tempi di gioco, non è un ruolo facile fare il trequartista, ti devi muovere sicuramente molto bene. Lui è abituato a stare davanti alla difesa. Entra Donadel perché Melo va a riprendere la sua posizione secondo me davanti alla difesa, esce Jorgensen e Donadel va a prendere il posto che adesso sta occupando Felipe Melo. Ridà ordine al centrocampo Prandelli. Ibrahimovic, va via Ibra, ancora Ibra, riesce a metterla in mezzo. È intervenuto proprio Jorgensen ad allontanare. Poi Kroldrup, Felipe Melo, Jovetic, Comotto, cerca Mutu, colpo di testa di Cambiasso, Santon, Zanetti, Maicon. 34 minuti, 1-0 per l'Inter. Fino adesso francamente la partita sarebbe più da 0-0 che altro. Stankovic, Balotelli, non è un gran tocco il suo. Poi intervento di Kroldrup, si gioca Felipe Melo, va ancora Felipe Melo, c'è il movimento di Mutu, il pallone è per lui, Mutu in area di rigore, Mutu scivola ancora una volta, non riesce a frenare in tempo, poi Mutu per Jovetic, scivola anche Montolivo e alla fine arriva Michael che tocca il pallone, Montari, Gilardino si arrabbia con Mutu, voleva il pallone dentro, Montari allarga per Figo, Ibrahimovic è veramente stanco. Figo, pallone gestito da Maicon per Ibrahimovic, c'è fuori gioco, calcio di punizione. Tanto per Chivu dovrebbe esserci ancora un problema alla coscia destra, quindi potrebbe essere un riacutizzarsi del problema. Questo ragazzo però non riesce mai a dare continuità di prestazione, anche mi ricordo quando giocava nella Roma Fabio aveva sempre qualche problema, sempre molto delicato muscolarmente. È pronto al rinvio Frey, colpo di testa di Samuel, poi il colpo di testa di Zanetti, Vargas, Jovetic, scivola Jovetic, ancora Jovetic però torna sul pallone, poi centrale il suggerimento, Donadel con il destro, la tiene lì Giulio Cesar, Samuel salva, calcio d'angolo. Infatti va a ringraziare Samuel perché questa volta non era stato preciso Giulio Cesar su questo tiro improvviso di Donadel che è riuscito a tenere bassa la palla. Pronto a battere proprio Jovetic, eccolo il destro di Donadel, stavolta Giulio Cesar non l'aveva tenuta, grande anticipo poi di Walter Samuel. Tra poco Mancini per Balotelli, è pronto a battere Jovetic, palla per il colpo di testa di Melo, arriva senza problemi Giulio Cesar. Calcio d'angolo ad uscire di un destro poco pericoloso perché anche non battuto forte. Qui secondo me se vuoi mettere in difficoltà la difesa dell'Inter che sono tutti forti li devi sorprendere sull'anticipo, magari con un mancino con Vargas che batte questi palloni sul primo palo. Zanetti, Figo, interviene Jovetic, calcio di punizione per la Fiorentina, fallo di Figo. 38 minuti nel secondo tempo, arriva il cambio dentro Mancini e fuori Balotelli, c'è il fallo di Figo. Prende posto a sinistra Mancini, tribuna per lui a Manchester. Jovetic cerca Gilardino che arriva a colpire di testa, Samuel allontana con il destro, Donadella insegue il pallone, protegge su Mancini, ancora rimessa laterale per la Fiorentina, poi con le mani va Comotto, Donadel, Jovetic, scivola Jovetic, poi commette fallo, calcio di punizione per l'Inter.
indicazioni proprio per Jovetic, avete sentito, avete letto il labiale, l'ha chiamato Jove Prandelli. È pronto a battere Giulio Cesar. Ibrahimovic, Stankovic, Muntari, Ibra, Mancini, Ibrahimovic, pallone per Maicon, cerca il cross, Maicon, Stankovic non arriva, c'è rimessa dal fondo per la Fiorentina. Insieme con questi cambi di gioco, sempre Ibrahimovic, vedi, ha preso palla lui, cambio di gioco e poi è andato ad attaccare il secondo palo. La palla era bella, interessante, ancora una volta calciata sempre molto bene da Maicon, non ci arriva nessuno sul secondo palo, è stato ancora una volta Stankovic ad andare vicino alla conclusione. Un'altra punta per la Fiorentina, fuori Montolivo e dentro Bonazzoli. Adesso Jovetic si allarga un po', Mutu fa il trequartista, Gilardino e Bonazzoli di punta. Adesso mi sembrano 4 punte lì tutte vicine. Tutti lì. Colpo di testa di Bonazzoli, è il primo fallo però che commette, calcio di punizione, fallo su Muntari. E sta per entrare in campo Rivas, peccato una punta in più, allora entra Rivas ed esce Stankovic. Lo mette insieme a Samuele Cambiasso, rialza Cambiasso. Non lo so, adesso staremo a vedere, perché ha fatto anche in passato una difesa a 3 Mourinho, adesso vediamo Rivas dove va. Sta parlando con Muntari Rivas, va in linea, resta in linea mi sa anche Ciuciu. Sì, 3 centrali, Jovetic, Melo, Vargas, 41 minuti. Accelera ancora Vargas, va via Vargas di forza, fallo di Zanetti, calcio di punizione per la Fiorentina. Al centro va proprio Bonazzoli. Stefano De Grandis a bordo Stefano. Anche Figo adesso si deve accentrare, perché ovviamente essendo rimasto in centrocampo, come diceva tu, con soli 2 uomini, con i 5 difensori, Figo si deve accentrare un po'. Jovetic è sul pallone, batterà teso Bonazzoli proprio in area di rigore con tutti i saltatori, anche Groldrup che parte da fuori area di rigore, e per adesso non lo prendono. È solo Groldrup, palla verso il centro, anticipato proprio Groldrup, arriva sul pallone Rivas, l'ultimo tocco di Gamberini, Rivas guadagna rimessa laterale, anzi era Maicon, guadagna rimessa laterale. Sì, Maicon che sulle marcature sulla palla da fermo si è trovato sulla posizione di esterno sinistro, ha cercato di portare la palla avanti molto bene con l'esterno destro. La rimessa laterale a favorire ancora Ibrahimovic, tenuto in campo proprio perché può tenere il pallone lontano dall'area di rigore dell'Inter. Gli toccano il pallone, lo mettono in fallo laterale, rimessa in gioco ancora per Ibrahimovic al 42esimo. Con le mani Mancini, sembra un po' stanca l'Inter. La Fiorentina avrebbe meritato il pareggio per le occasioni create, gli è mancata però un po' di cattiveria, forse, esatto. Un po' di spinta. Segna un po' la partita che ha fatto qui contro il Milan. Anche lì è andata sotto, poi ha cercato di recuperare il risultato, ma con grande convinzione, qui le occasioni però le ha avute. Sì, qui 3 colossali proprio. Zanetti, Santon, arriva il traversone per Figo, mette giù Figo, sfrutta uno scivolone, c'è Fred. È stato Vargas a scivolare, poi è andato giù anche Groldrup. Si è trovato molto bene ancora una volta da parte di Santon, che Santon non va mai sul fondo, secondo me deve lavorare più deve lavorare con il mancino, però quando rientra con il destro ha un bellissimo piede. Santon in realtà sarebbe laterale destro, certo, però sì. Essendoci Maicon ovviamente ha trovato posto lì, insomma è più facile togliere il posto a Maxwell che a Maicon. Altro scivolone, Rivas tocca di testa, poi ribatte con il corpo, era caduto in area di rigore Rivas, è intervenuto di testa, scivola anche Felipe Melo, prova a partire Mancini, pallone per Ibrahimovic. Tiene palla, congela il gioco l'Inter, Ibra dalla parte opposta per Maicon.
l'Inter sta portando a casa un'importantissima vittoria, massimo risultato quasi con il minimo sforzo, che di fatto non ha mai tirato in porta, a parte il gol e la conclusione di Stankovic. Figo cerca la profondità per Ibrahimovic, che non aggancia, c'è rimessa del fondo per Frey. È vero Fabio, però ha saputo gestire come da grande squadra, sai, arrivi da un'eliminazione, da aver giocato una partita a grande ritmo, grande intensità, aggressività, ti viene un avversario importante come la Fiorentina, la partita l'ha gestita bene. Certo, la Fiorentina ha avuto le occasioni per poter far gol, non li ha sfruttate, e l'Inter è stata molto cinica. Pallone per Donadel, per poco ti chiederò l'uomo partita Sky. Comotto, Mutu cerca il dribbling, viene chiuso da Figo, arriva ancora Comotto, 1 contro 1, Comotto, altra scivolata, poi Rivas mette fuori. Cambiasso, Santon, Cambiasso, Figo, Montari, Ibra veniva incontro perché voleva congelare ancora il pallone, Montari va profondo, ultimo giro di orologio, prova ancora la Fiorentina. Frey, Melo, Donadel, Felipe Melo, colpo di tacco di Mutu, Cambiasso, Santon. Ci saranno 5 minuti di recupero. Figo, Santon, prova a passare in mezzo a due Santon, grande azione, ancora Santon, riesce a toccare per Ibra, chiude triangolo e Frey salva su Santon. Qui è andato a calciare col sinistro, io non so se aveva il tempo anche di spostarsi sul destro per piazzarla sul palo lungo. Vediamo posizione regolarissima, no, non poteva, doveva calciare per forza di sinistra. Questo è un signor terzino, un signor giocatore, proprio un fluidificante vecchia maniera. Sale Rivas a saltare, Manzini, Figo, Montari, si gira Montari con la punta del piede, riesce a servire Manzini, subisce fallo, calcio di punizione per l'Inter. Figo sta parlando con Orsato. Santon ha avuto la miglior palla capitata all'Inter per chiudere la partita. Montari, Figo, lo chiude Donadella, lo sfida Figo, poi ci ripensa e ricomincia da capo. Manzini, Figo, Manzini, Figo, Montari, spinto da Mutu, calcio di punizione. 47 minuti di gioco. Nuova partita Sky. Nuova partita Sky per me è Giulio Cesar per quanto riguarda l'Inter. Manzini, 1 contro 1, Manzini ancora, cerca il destro, non colpisce bene, palla sul fondo. Cioè nel senso, nuova partita Sky perché è stato quello che troppo importante all'inizio, la parata su Mutu, e poi è sempre decisivo, a parte l'ultimo intervento, quello che gli è scappato è stato salvato da Samuel, per il resto è stato ancora una volta l'uomo più importante. Sì. Colpo di testa per Felipe Melo, poi arriva ancora Santon, anche Santon gioca una grande partita, rientra Santon, fallo di Felipe Melo, calcio di punizione, grandi applausi per Santon, un po' di proteste anche perché Melo, secondo i tifosi, è stato cacciato Mourinho si è arrabbiato perché Felipe Melo era già ammonito, quindi ha chiesto la seconda ammonizione, Orsato l'ha cacciato. Però diciamo sempre tutti di abbassare i toni, non li abbassa mai nessuno Fabio, non li abbassa mai nessuno. Calcio di punizione che va ripetuto, è la seconda volta che viene espulso Mourinho. Torna indietro, tutto lo stadio per la José Mourinho, ma proprio tutto no, una parte dello stadio, soprattutto la curva. Pronto a battere Ibrahimovic.
Mourinho fa capolino. Ibra, Frelanza, e Ibra ha tirato come tirano Juninho, Pirlo e Del Piero. Altro fallo per l'Inter. Ibrahimovic chiede un'altra ammonizione, Ibrahimovic sempre per Felipe Melo. L'arbitro gli dice di stare tranquillo. Questo è un fallo onesto di Felipe Melo. D'accordo Fabio, assolutamente non c'era nulla. E qui il Bader. Diciamo la verità, un'espulsione al 48esimo non è che cambia moltissimo, no? Lo capisco, può protestare, però appunto come dicevi te, se bisogna abbassare i toni bisogna cominciare da questa cosa. Calcio di punizione per Ibrahimovic. Batte Ibra, Zlatan! Ibrahimovic! Chissà se riusciamo a vedere a che velocità è andato questo pallone. E dove l'ha messa Fabio? Che gol che ha fatto, incredibile. Ci aveva provato prima e poi l'aveva respinta con un bugger. Qui ha lasciato partire un tiro incredibile da quella distanza, con tutta la rabbia che aveva dentro. Per Manchester, si è visto, si è girato come per dire io segno, io sono decisivo. Ha sentito la pressione dopo Manchester. Tiro violentissimo. E poi la mette sotto la traversa, imprendibile assolutamente. Sedicesimo gol per Ibrahimovic. Che bomba! Perché la palla gira, ma soprattutto è fortissima. 2-0 dunque. Doppietta libera, sempre Giulio Cesar però. No vabbè, quando me l'hai detto non aveva fatto solo gol Ibra, possiamo cambiare Ibra assolutamente. 109, avete visto, non è record, il record a San Siro è 147 Adriano. Finisce qui, l'arbitro manda tutti sotto la doccia. Tra l'altro devo sottolineare che dopo il gol Mutu si è girato, ha stretto la mano a Ibrahimovic e l'ha abbracciato per la prodezza. Inter batte Fiorentina 2-0 Supersport. Una bella reazione delle tre squadre eliminate dalla Champions italiana. La Roma ha preso un buon punto a Genova contro la Sampdoria, informazione ampiamente rimaneggiata per le tante assenze. La Juve ieri ha vinto bene contro il Bologna e oggi l'Inter ha battuto la Fiorentina. Prandelli per una volta qualcosa da dire al direttore di gara, forse su quella gamba tesa, sul gol del 1-0 dell'Inter. Si sono lamentati tutti con l'arbitro, anche l'Inter, insomma, hanno quelle reazioni, secondo me le panchine tante volte troppo esagerate, ecco. Ripeto. No, Prandelli devo dire che no, non parlo di Prandelli, per l'espulsione di Mourinho al 48esimo su un fallo onesto secondo me da parte di Felipe Melo. Ibrahimovic con Anna Billo. Anna, che appena è stato baciato dall'altro migliore in campo, Giulio Cesar. Partiamo dalla tua esultanza rabbiosa, quasi una risposta forse alle troppe critiche arrivate dopo Manchester. No, devo continuare a giocare, squadra deve continuare a giocare, siamo primo in classifica e poi siamo usciti al Champions, quello che mi dispiace tanto perché questo era il mio primo obiettivo questo anno, ma adesso abbiamo ancora Coppa Italia e campionato e dobbiamo giocare per questi due trofei. Però questa sera avete dimostrato di aver dimenticato Manchester. No, ma se deve continuare, siamo usciti. Adesso dobbiamo pensare al futuro e questo è il futuro, ogni partita che arriva in campionato e poi anche uno in Coppa Italia, così si va avanti. E nel futuro può esserci anche un'Inter cinica come questa sera, il massimo risultato con il minimo sforzo, insomma avete anche sofferto un po'. No, si è sofferto tutte le partite perché ogni partita è difficile, non è facile, ogni anno che va diventa più difficile il campionato. E anche quando sei campione, quando ti arriva il prossimo anno, tutti ti vogliono battere, è normale che soffriamo, però alla fine vinciamo. E già il pensiero magari ce l'hai l'anno prossimo, alla prossima Champions League. Com'è? Alla prossima Champions League il tuo pensiero personale va? Dobbiamo vedere questo.
E dunque con una doppietta di Ibrahimovic batte 2-0 l'Inter la Fiorentina, 109 all'ora abbiamo detto il secondo tiro, 147 Tirano col Palermo 3 anni fa. Quando ha preso la traversa, Sì, quando ha preso la traversa è rimbalzata a centrocampo la palla, una cosa incredibile. Tutto per il momento, però lì nella regia poi naturalmente Alessandro Bonan con Boban e Marchegiani con tutte le interviste da qui, rivedremo anche tutte le occasioni tra poco.